Sono contro ogni xenofobia, ma l'illusione delle porte aperte e dell'accettare chiunque ci porterà allo sfascio totale. Questa è l'opinione non nuova del presidente veneto Luca Zaia, che torna a commentare la vicenda di Quinto di Treviso, puntualizzando la sua contrarietà alle forme di protesta più estreme, come quella di bruciare in strada i beni destinati ai profughi. Condanno ogni comportamento incivile, spiega, e quando sono arrivato ho detto ai residenti di non fare casino. Quanto accaduto comunque passerà alle cronache come uno degli errori più madornali della macchina dell'accoglienza. Critiche durissime alle prefetture anche della capogruppo PD in regione, Alessandra Moretti. A Eraclea ricorda il sindaco è stato bypassato scegliendo un contesto turistico. A Quinto il prefetto ha scavalcato i sindaci portando 101 profughi in un contesto residenziale. La gestione degli arrivi è stata improvvisata e grossolana. Questa emergenza, conclude l'ex candidata governatrice, dovrebbe essere gestita collegialmente, tutti si devono assumere le proprie responsabilità a partire dal governo nazionale e dai prefetti e a seguire il governatore del Veneto e i sindaci.